Oggi abito qui, mi ero scelto un parcheggio panoramico ma non sto mica tanto bene, deve essere stato il cinese. Il cinese, che freddo che fa qua, morivo al caldo giù. Il cinese nel senso del cibo cinese. Si sentono i rumori della strada ma va bene, bello. Tanto io poi mi muovo con la bici. Ogni volta che cambio cucò, grazie a Amazon che mi fai rendere le porcherie, è usanza farci un video alla Katsum, come dico io, dedicato in modo tale da capire come funzionerebbe girando un vlog al posto del telefono o della singanocamera che non uso più da una vita. Allora, questa è la modalità normale, non c'è la famosa stabilizzazione boost, non c'è l'allineamento all'orizzonte e non c'è un rubinetto per caricare l'acqua, ma tanto sono partito con l'acqua carica da casa. Esatto, stiamo andando non solo a vedere come funziona questa GoPro, adesso ti cambierò le altre modalità, siamo in 5K, andiamo a cercare un rubinetto. E sei in Val di Zoldo, precisamente siamo dietro al comune di Zoldo Alto. Non bisognerebbe utilizzare questa modalità camminando, se non sbaglio, perché sostanzialmente su GoPro ti puoi impostare varie modalità che cambia il tipo di lente, il tipo di stabilizzazione eccetera, dei presets si dice in lingua inglese, hai capito? E questo è quello da riprese così, se devi inquadrare qualcosa o se devi parlare da fermo. Ecco sì, questa è la modalità che io ho chiamato attività e all'allineamento all'orizzonte, appunto, quindi non dovresti vedere tremolante, dovresti vedere tutto liscio come l'olio mentre si cammina. Certo, una visuale meno wild, guarda che bella chiesetta. Poi la modalità bici e la modalità moto. Ok, qui l'acqua funziona. Proprio davanti ai vigili del fuoco, non so se ti inculano, porca miseria. Tutti consigliavano di disattivare il filtro per il vento. Oggi non è che ci sia proprio tanto vento, vediamo cosa succede, se no dovrò abilitare l'opzione e rivedremo nei prossimi video come si comporta. Casa tipica in controluce, praticamente è come le case tipiche normali solo che è in controluce. Negozio tipico, metà ferramenta, metà negozio di souvenir. Serate tipiche, straffanti tipici, ferramenta tipica. Di qua c'è un cimitero che probabilmente ha l'acqua, però insomma è una stradina che in camper. Panorama tipico. Ecco qui, ti ho trovato l'acqua in parte alla chiesa. Non puoi neanche cambiare l'intensità, vabbè, meglio di niente, è a fianco alla chiesa. Dico subito che c'è la possibilità di fare clip veramente spettacolari e nitide con la GoPro. Qual è il problema? Che magari non tutti te lo dicono, è che andrebbe impostata ogni scena in manuale, non tanto la temperatura del bianco in quanto anche il tipo di lente, la velocità dell'otturatore soprattutto, e questo porta una sorta di fatica, di impegno che ti toglie ovviamente non solo il tempo dalla tua avventura ma anche la giusta attenzione che tu dovresti dare all'avventura. Per quello i video delle puntine del mondo, forse un po' egoistici, sono sempre stati dei video fatti un po' alla bucket e va, si dice da noi, e così secondo me dovresti fare anche tu. Mi dirai signora madonna ma che trafficato che è sto posto, siamo a Ferragosto ragazzo. Da noi si crepa per il livello di umidità e di caldo, qua c'è un'arietta proprio freddolina, si sta da Dio. Siccome mi conosco, so che non ti metterò la posizione del GPS, cerca il ristorante pizzeria al Ciclamino e giri, comunque siamo dietro al municipio, come ti ho detto prima, ok? Dietro al municipio di Zoldo Alto, provincia di Belluno. E la vista anche di qua non è male ragazzo, porca miseria, cioè voglio dire. Va benissimo, secondo me è una cosa intelligente, o perlomeno per me che io ragiono con l'e-bike, cioè io viaggio con l'e-bike e quindi dico la casa intelligentemente sta dove ci sono dei servizi,
dove può esserci un meccanico, una farmacia, un medico, capito? Qualsiasi cosa, i vigili del fuoco, cioè prevenire ragazzi, prevenire, porca troia. E dopo in bicicletta mi sposto dove voglio, no? Ho un raggio di 50 km con l'e-bike, 50 andare, 50 tornare in montagna. Singano, c'è traffico a Ferragosto, no, guarda, proprio. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you. Siamo a Palafavera, c'è un campeggio, però i campeggi in montagna, non lo so. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun and together, of course. Nella vita, ragazzo mio, ti dico sempre che è importantissimo accontentarsi per essere felici, però bisogna farlo anche con intelligenza. Cioè, come posso accontentarmi di un posto quando so che pochissimi chilometri più avanti ce n'è uno che è molto meglio all'ingresso di una famosa, come si dice, no ciclabile, di un sentiero, ecco perché non mi veniva, usavo il femminile. Sei sempre in GoPro, non ti ho avvisato, scusami, gli ultimi video, ma comunque te ne sarai accorto perché vedevi molto più allargato, sono stati fatti in modalità Super View, ok, che è quel profilo che io mi sono salvato come bici, e il quale ha la stabilizzazione al massimo, in più la GoPro 11, adesso mi è arrivata la GoPro 11, ha la stabilizzazione automatica, quindi è il passo successivo, che lei dal massimo, vai Mona, anche allo mi faccio un po' paura, dal massimo quando serve e mentre si disattiva quando non serve, in modo tale da non croppare, ossia ritagliare l'immagine. Ma non scendiamo troppo nel tecnico perché ci sono tantissimi youtuberi che ti hanno fatto le recensioni delle GoPro. Qual è il problema di questi youtuberi? A parte uno che ha fatto una cosa intelligentissima, ha diviso il monitor destra e sinistra, a sinistra come registra la GoPro di default e a destra come registra la GoPro impostata ad hoc e anche utilizzata ad hoc, quindi senza posizioni strane delle mani che vibrano, eccetera eccetera. Io ti voglio dimostrare come con tutte le apparecchiature precedenti, comprese le GoPro, come vengono i video in mano a un rimbambito tipo me, tipo te, o se uno che non la sa utilizzare, la compra e si aspetta già dei risultati. I risultati sono questi, un giorno magari ti descriverò le mie impostazioni, anche se credo che interessa veramente a pochi. E bentornato ragazzo nel mondo della realtà. Guarda che belle montagne là in fondo, le vedi? Perché è come con i posti, io odio l'Instagram. Instagram per me non è un social network, per me il termine Instagram è falsificazione, è tutto ciò che fanno gli influencer, gli youtuber eccetera, che ti modificano, ti nascondono, ti fanno pesantissimi fotoritocchi. Addirittura l'altro giorno, Dio buono, ho visto una foto del mare di Caorle che sembrava di essere in Sardegna, porca miseria, in realtà sei dentro un fosso, con tutto il rispetto per Caorle che è un paesino che veramente adoro. E in questa realtà ti ho voluto portare anche la GoPro perché sei un accessorio molto comodo. Alcuni mi dicevano ma tra la GoPro e un telefonino di fascia alta cos'è meglio? Beh, secondo me indiscutibilmente il telefonino di fascia alta, nel senso che comunque è un dispositivo unico, primo. Secondo, vedo anche tipo gli ultimi iPhone dovrebbero essere anche subacquei, io non mi azzardo, però anche in questa modalità ho voluto mantenere il filtro per il vento disattivato perché tutti gli youtuberi dicevano così, ho detto proviamo. Secondo me è una grandissima cazzata, adesso non c'è più vento, ok, però quando si alza il vento secondo me senti un fruscio esageratissimo. Vabbè, vedremo modalità standard, quella non da passeggio, quella da, diciamo, da star quasi fermi, 5.3K. Ai ai ai. Ai 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 ai. Posto, grazie. Ho fatto un mega volo. Mamma mia. Mi ero distratto un attimo, sono andato super a guardare in giro. Mona io. Sangue? No. Una brutta Più che altro sul manubrio storto. Vabbè, dovrei avere le chiavi, adesso lo raddrizzo. Un attimo, abbiamo... non neanche acqua. Perché stavo guardando, no, ce l'ho io l'acqua. Stavo guardando
Perché deve esserci un parcheggio qua nel tornante. Sì, c'è il parcheggio del Città di Fiume. Esatto, quello devo andare. Guardando i tornanti ci sei. Guardando in giro, ma mai successo in vita mia. Ma magari hai... Porco cane. Ciao. Grazie, buona giornata. Sì. Vedi adesso rincoglioniti per strada cosa succede? Da noi si dice sveglia Bauchi, cioè io mi ero incantato a guardare quei panorami e soprattutto anche a cercare sto parcheggio e boom, va bene dai, non è successo niente perché sono abituato a cadere, di solito vado via con le protezioni, mi ero portato via le ginocchiere, il casco, tutto quanto sai, però appunto siccome doveva essere un giro turistico, niente enduro, non ho portato niente. Lo ripeterò all'infinito, di tutte le cose ovviamente materiali, mi raccomando, insisto a dire materiali, che ho, questa bici è la cosa più bella. Ho fatto tanti di quei voli, tanti di quel dolore fisico, ma le esperienze più belle di weekend, diciamo così, di gita, le ho fatte con sta cacchio di bici. Dimenticavo, ci sono anche delle regolazioni sulla GoPro per l'intensità dei colori. C'è diciamo il piatto che è quello adatto a chi fa post produzione, perché in camera più sfumature di colori poi decidi tu cosa fare e come fare. C'è il neutro che è quello che uso io, è quello diciamo sia automatico ma che più si avvicina alla realtà, e dopo c'è quello un po' da Instagram che si chiama Vivace, che accentua di brutto i colori, soprattutto i blu. Stavo analizzando un po' la mia paura del vuoto. A me questo farebbe anche paura, sai, forse sta roba qua, se si vedesse la vallata che continua, ma il fatto che c'è questa righetta, vedi, questo steccato elettrificato per le mucche, non lo so, mi fa andare proprio su tranquillamente. Da 0 a 100 paura proprio zero. Dal parcheggio che ti ho indicato siamo solo 13,37 km, ma tenendo conto che anche la strada è piacevole, anche quella asfaltata, è tranquillo. Poi da qua iniziano i percorsi. No, aspetta, questa è la Maira Rifugio più avanti, bisogna proseguire. Rifugio città di Fiume, aspetta che non lo tocco un'altra volta e passi in mezzo al baccato, che bello, bello sto posto, mi piace.
spettacolare. Ora proverai tutto il ritorno con la modalità che io ho impostato come attività, ricordo tutte le modalità sono impostabili, e la quale ha l'allineamento all'orizzonte, quindi a parte la maggior stabilizzazione non dovrebbe esserci neanche inclinazione se inclino la fotocamera. Quindi guarda dei camper dove si sono messi a fare la van life là. Andiamo, occhio, gira qua, guarda cosa ti porto a vedere. Rubinetto dell'acqua, uno è posto per, guarda che simpatico sto camper, è posto per fare la van life col ruscelletto, hai qua. 33 km di puro piacere, chissà come si è comportata la GoPro, lo vedremo e lo vedrò anch'io, sono curioso anch'io di vedere com'è andata questa GoPro 11 Black di colore. Il Garmin dice che ho fatto il record di ascesa maggiore, ossia 1028 metri, qua non so a che altitudine siamo. Beh, una cosa però va detta, che questa sua famosa batteria, quella bianca, l'Artica la chiamano, no, l'Enduro la chiamano, che dovrebbe essere particolarmente resistente alle basse temperature, alle alte e avere una maggior durata, devo dire che effettivamente a confronto delle altre batterie, delle altre GoPro, ha una durata infinitamente superiore, decisamente parliamo del triplo di durata in più, secondo me, in base al mio utilizzo, che utilizzo frame rate alti, massimo bitrate in ingresso, quindi il consumo della GoPro è veramente molto molto alto. Per quanto riguarda il voto finale, niente, lo darai tu. My secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. And we're still making love. In
my secret land. In my secret land. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. In my secret land. In my secret land. Hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my orders. Sarà anche bella la montagna, ragazzi. Ho respirato tanto del smog e del che boasse che a metà fa basta. Moving across the borders of my secret land. I bite my lip. I bite what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret